Approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ridefinisce il quadro della governance e del funzionamento delle zone logistiche semplificate e che ha conseguenze dirette importanti sulla zona logistica semplificata Venezia e Rodigino. Si tratta di un passaggio fondamentale per lo sviluppo della regione, a quanto afferma l'assessore allo sviluppo economico in Regione Veneto Roberto Marcato. La ZLS Venezia Rodigino può arrivare a produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell'export del 40% e del traffico portuale dell'8,4%, sottolinea l'assessore. Ora, il decreto alla mano, si potrà nominare il comitato di indirizzo, organo di governo della ZLS, responsabile delle scelte che andranno effettuate. Per giungere al DPCM sono serviti 2 anni, ma ora serve accelerare il passo, continua l'assessore, sottolineando che si devono mettere in campo tutti gli strumenti di incentivazione economica e di semplificazione amministrativa collegati alla ZLS. Diventa fondamentale assicurare per il 2024 il finanziamento del credito d'imposta a favore delle imprese che decidono di investire nell'area della zona logistica semplificata. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.